Sono 816.000 gli italiani che si sono trasferiti all'estero negli ultimi 10 anni. Di questi più del 73% ha un'età superiore ai 25 anni, 3 su 4 hanno un livello di istruzione medio-alto. Lo riferisce il report sull'immigrazione dell'Istat pubblicato dall'ANSA, in cui si evidenzia anche il calo degli immigrati nel nostro paese nel 2018, pari al meno 17%. Ci si continua a spostare alla ricerca di un lavoro dal sud verso il settentrione e verso il centro Italia ed il fenomeno è in lieve aumento. Sicilia e Campania sono le regioni maggiormente colpite da questo fenomeno, perdono infatti oltre 8.500 residenti laureati, età media 25 anni. La Lombardia sembra a sud la regione da cui emigrano più italiani, seguita da Veneto e Sicilia, Lazio e Piemonte. Le province più attrattive sono Bologna, Trieste, Pordenone e Modena. Le province che perdono più residenti sono invece Caltanissetta, Crotone, Reggio Calabria ed Enna. Il Regno Unito continua ad accogliere la maggioranza degli italiani emigrati all'estero, seguita da Germania, Francia, Svizzera e Spagna. Tra i paesi extraeuropei le principali mete di destinazione sono il Brasile, gli Stati Uniti, l'Australia ed il Canada. I flussi negli ultimi 10 anni verso i principali paesi europei sono aumentati considerevolmente. Nel caso del Regno Unito sono più che quadruplicati, passando da poco più di 5.000 espatri nel 2019 e 21.000 nel 2018, con un picco di 25.000 espatri, in corrispondenza del voto sulla Brexit, cioè le risoluzioni per i negoziati di uscita del paese dall'Unione Europea. In questa occasione molti dei cittadini italiani già presenti nel territorio britannico ma non registrati hanno ufficializzato la loro posizione trasferendo la residenza nel Regno Unito. La principale motivazione legata al fattore dell'emigrazione è da un lato la difficoltà a trovare un lavoro, soprattutto per i giovani e le donne, ed anche verosimilmente al mutato atteggiamento dei giovani di vivere in un altro paese. E questo accade per le generazioni nate e cresciute in epoca di globalizzazione che induce i giovani più qualificati a investire con maggiore facilità il proprio talento nei paesi esteri in cui sono maggiori le opportunità di carriera e di retribuzione.